liste d'attesa che si sono accumulate nel periodo Covid, quindi marzo 2020, febbraio 2022, che erano circa 450.000 divise tra la specialistica ambulatoriale e gli interventi chirurgici programmati che sono stati differiti perché in quel momento non si potevano effettuare, la chirurgia ambulatoriale e anche alcuni screening oncologici che non sono stati effettuati o effettuati in ritardo, oggi ci dà un dato, io dico positivo, nel senso che noi abbiamo recuperato l'83% complessivo, quindi abbiamo recuperato su 450.000 prescrizioni sospese 374.000 circa. C'è da dire anche che in molti casi c'è stato un drop out cosiddetto dalle liste, cioè alcuni sono usciti, alcuni pazienti hanno valutato di rimandare l'intervento, rinunciare o rivolgersi altrove. Sì, questo chiaramente in una ottica di pulizia delle liste, ma anche di aggiornamento delle liste dopo 2 anni insomma, di chiaramente pandemia, succede anche questo, succede che il paziente o rinuncia a quella prestazione perché non ne ha più bisogno, oppure potrebbe anche essere ricorso al privato, ma una percentuale complessivamente insomma non proprio molto alta, quindi una percentuale buona direi rispetto al numero complessivo. Lo sbarramento delle liste all'entrata durante il Covid produce comunque un ritardo nelle nuove prescrizioni, ci sono ancora circa 50.000 prescrizioni da erogare, state pensando ad un nuovo piano di intervento qualora arrivassero i fondi del piano nazionale sanitario. Come è strutturato questo piano? Sì, sicuramente noi sappiamo che sono stati stanziati ulteriori 500 milioni per tutta Italia, al Veneto dovrebbero arrivare circa 40 milioni, aspettiamo insomma la certezza di questo, metteremo in campo un nuovo piano di intervento per aggredire le circa 150.000 oggi prescrizioni sospese che si sono accumulate dal 2022 ad oggi. Le prescrizioni accumulate però dobbiamo anche dire che hanno una natura ben specifica, che sono sicuramente quella che molte persone, oggi c'è un'attività prescrittiva molto più forte perché probabilmente il post-Covid porta anche a questo, ma anche il fatto è che lo sappiamo, insomma oggi la carenza di personale non ci permette di essere così puntuali come vorremmo e quindi il fatto che mancano dei medici specialistici, il fatto che mancano anche professioni sanitarie e quant'altro implica anche un accumulo di liste d'attesa purtroppo, però l'intenzione è quella di aggredirle subito con un piano definito e ben puntuale.